L'ho detto anche l'altro giorno al governo, perché ho chiesto che dentro le riforme da fare, nei prossimi 7 anni, gli ho detto: sapete cosa vi chiediamo noi tra le riforme, visto che voi la citate, quella dell'autonomia differenziata, toglietela. Come sta insieme che ho bisogno di una dimensione perlomeno europea per poter tutelare il mio sistema e raccontare invece che se ogni regione ha la sua politica risolviamo i problemi? È un vero e proprio attacco frontale alla riforma dell'autonomia differenziata, quello del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Non solo, a Vicenza, rivolgendosi ai propri iscritti, invita a votare sì a tutti i 6 quesiti referendari per cui in questo periodo si stanno raccogliendo le firme. Sostanzialmente sono 3 i filoni verso cui intende dirigere l'azione del sindacato nei prossimi anni. La scelta pacifista della CGIL rispetto ai drammi internazionali, la scelta di chiedere un confronto vero e diretto con il governo rispetto al rinnovo dei contratti e delle prospettive di sviluppo e l'annuncio di uno sciopero nazionale che scatterà verso la fine del mese se non ci saranno risposte. Il 18 ottobre prossimo mobilitato il settore metalmeccanico, il 19 quello sanitario. Perplessità sono state espresse sulle esigenze del Veneto. Più che l'autonomia, qui servono prospettive più ampie che riguardano le infrastrutture che rilancino un nuovo modello di sviluppo. In Veneto ci sono diverse priorità. Guardare al futuro con fiducia rispetto allo sviluppo. I dati sul rallentamento della produzione industriale anche nel Vicentino sono un problema che va analizzato. Serve un'occupazione di qualità, quindi meno precarietà, più stabilità, e serve ridare valore e significato dei nostri servizi pubblici. Purtroppo la sanità pubblica sta vivendo una fase difficile anche nella nostra regione.